l'onore e il piacere di avere con noi Beniamino Marcone. Ciao. Qui al microfono, Beniamino. In realtà vuole salire anche Francesco insieme. Ah, ok. Una piccola sorpresa. Visto che l'incontro successivo era con il regista del film che noi abbiamo questa sera, no? Che è sempre legato al Rai Cinema e alle opere prime, ora Beniamino mi dice che il regista Francesco vuole fare un incontro con te, con me e lui, e con loro soprattutto. Allora lo facciamo salire. Francesco Amato. Bad. No. È mezz'ora che punto il puff. Vai sulla sedia di cartone. Così, guarda, mi metto io così. Ma io volevo. Guarda che questo. Ma perché si rompe? Non lo so. Ah, allora vabbè, ok. Non te lo assicuro, guarda. Molto informale, no? Facciamo così. Sì, dai, le cose per ragazzi, così, no? Meglio informali. Meno glamour e meno copertina facciamo. Sì, okay. sì. No, non è meglio, seduti così un po' da. Siamo allora, tra amici. Avete già deciso chi. No, facciamo Niente. insieme. Facciamo una cosa insieme. Comincio da te, dai. Va bene, facciamo solo così. perché ho il microfono. Bravo. Saggia decisione. È logistica questa. Senti Beniamino, come prima ho chiesto a Natalie, il percorso dell'attore non è così facile come sembra negli ultimi tempi, no? Molto spesso l'immaginario collettivo è quello di abbandonare, no, l'idea di seguire l'accademia di recitazione o le scuole che ti preparano a questo, ma seguire un percorso più televisivo per immetterti subito sul mercato, no? E quindi non essere, diciamo, un bravo attore con un bagaglio culturale preciso, ma essere popolare. Vogliamo dire un attimo ai ragazzi qual è stato il tuo percorso e quanto duro lavoro c'è dietro questo? Allora, diciamo che non so se sicuramente avrete affrontato anche con Natalie. Noi veniamo dalla stessa scuola, che è il Centro Sperimentale di Cinematografia, anche Francesco, ed è un caso, insomma, che noi abbiamo fatto la stessa scuola ed è bello anche sottolinearlo. E sono sicuro che quasi tutti voi conoscerete Amici, X Factor, ve li vedete, insomma seguite questi programmi in televisione, ma pochi magari conoscono i nomi delle scuole ecco, più interessanti per chi vuole intraprendere un percorso attoriale. Il mio consiglio è quello di capire bene dove si vuole andare, perché non è detto che chi fa il reality poi non ha talento, sicuramente però è una strada completamente diversa, perché andare a scuola dopo il liceo e fare una scuola come quella che abbiamo fatto noi significa alzarsi tutte le mattine per fare quello e basta, almeno questo bisognerebbe avere in testa, senza pensare a quello che poi durante la formazione viene, quindi non c'è popolarità, nessuno ti conosce, quando cammini per strada sei nessuno, però stai lavorando su te stesso, quindi stai facendo quello che almeno a me dicevano è l'investimento su se stessi, ed è un investimento fantastico perché per 3 anni nel nostro caso, ma generalmente un po' in tutte le scuole il periodo è quello, ti danno una grossa possibilità, cioè quella di sbagliare non davanti alle telecamere, sbagliare nel privato, sbagliare tra amici e fare una marea di cose che ti servono a diventare, insomma, più sicuro quando vai a lavorare, perché tanto una scuola quello ti deve dare, non è che ti dà un metodo, non è che ti dà la chiave per scoprire chissà cosa, ti dà la sicurezza di affrontare le situazioni più diverse, almeno questo secondo me. Francesco, invece per te abbiamo qui l'attore e il regista, quindi... Ma allora, quando parliamo di centro sperimentale di cinematografia parliamo della scuola, la scuola con la S maiuscola, perché è la scuola di cinema più antica del mondo ed è la prima scuola italiana, naturalmente si trova dall'altra parte della strada rispetto a Cinecittà, quindi insomma è una scuola dove sono cresciuti tantissimi registi del nostro cinema e anche del cinema internazionale molto importanti, ci insegnano dei registi importanti.
questi incontri sono in qualche modo dedicati a Rai Cinema. Quando io facevo il centro sperimentale, l'ultimo anno di corso, ho avuto la fortuna di incontrare Rai Cinema sulla mia strada, che quell'anno voleva fare un film di lungometraggio come film di diploma, e quindi insomma io grazie a Rai Cinema ho potuto esordire con, diciamo, quella che per voi sarà non si fa la tesi nel vostro caso, ma si fa la ricerca da portare all'esame, ecco. Io ho fatto un film di lungometraggio grazie alla Rai. La formazione che si ha in una scuola, insomma, secondo me dipende dalla scuola, però la scuola che abbiamo fatto noi è una scuola di altissimo livello, ma non tanto forse succederà anche a voi, ecco, io ho ricevuto cose belle soprattutto dai miei compagni più che dagli insegnanti, cioè vivere insieme in questa scuola entrano 6 ragazzi per ogni settore, regia, sceneggiatura, scenografia, e riuscire a condividere delle cose con dei coetanei, insomma ti fa crescere tanto, ecco. È più facile secondo me come regista crescere in un ambito così protetto, però anche di alto livello, e appunto, come dicevo prima, anche dal profilo storico molto molto importante. La formazione di un regista non c'è una formazione classica. Ci sono i registi che vengono dalla scrittura, i registi che vengono, oggi va molto di moda per gli attori diventare registi, fare film. Quest'anno dalla Morante a Rolando Ravello a Claudio Amendola, ci sono stati un sacco di registi, di attori che hanno esordito alla regia. E questa secondo me è una cosa bella. Se c'è una categoria di persone che è legittimato a raccontare storie, secondo me sono gli attori. Vado un po' controcorrente. La mia categoria, in realtà i registi si lamentano che gli attori dovrebbero fare gli attori. Io non sono d'accordo. Lagolino ieri ha ricevuto un invito per il Festival di Cannes. Lagolino è la moglie di Scamarcio ed è una grandissima attrice, immagino che la conosciate. Quindi insomma alla regia si arriva da tanti ambiti diversi, però la cosa importante, sia che si faccia una scuola, sia che si faccia gli assistenti dei grandi registi per anni e anni e anni, sia che si cominci facendo le soap opera, la cosa importante è avere la consapevolezza di cosa significa raccontare. Perché il cinema poi fondamentalmente è parola, è sempre parola, cioè anche l'attività del regista, uno pensa il regista guarda le immagini, la visione, in realtà le immagini sono molto secondarie, anche se ci pensate, che cosa fa un regista? Scrive e quindi utilizza la parola, parla con gli attori, con il produttore, con le 200 persone che girano attorno a un film e quindi utilizza la parola, usa le immagini quando sta sul set, questo è vero, però poi quando entra in montaggio che cosa fa? Ricomincia a considerare il valore e ricomincia a lavorare con un testo che è un testo filmico, che comunque anche insomma il testo che viene prodotto nel montaggio di un film è un oggetto che si ispira alla letteratura. Ecco, io credo che non si possa fare il regista al di là della formazione che uno può avere senza aver letto molto, senza avere molta consapevolezza di che cosa significa raccontare. Il regista prima di tutto è un narratore e in qualche modo bisogna arrivare a questa categoria, cioè quando si diventa narratori si può diventare registi. Ultima cosa, pensate a Pasolini. Pasolini era uno scrittore, era un grande scrittore, e lui quando fa il primo film, che è Accattone,
non sa utilizzare le immagini. Poi diventa un maestro, perché già il terzo film, che è Mamma Roma, è una delle opere visivamente più incredibili della storia del cinema italiano, ma anche mondiale. Però quando comincia a fare il regista non sa utilizzare le immagini. Ha un gruppo di persone, insomma il direttore di fotografia, l'operatore, che lo aiutano. Però insomma, ecco, io credo che in qualche modo la formazione è importante, però bisogna avere un occhio sempre alla lettura, a quello che è un testo, a quello che è la voglia di imparare a raccontare. Senti Beniamino, noi ti abbiamo visto in 2 grandi successi in televisione, con Il giovane Monte Albano e I Cesaroni, e anche al cinema, ovviamente. E hai partecipato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con un film. Che secondo te, che differenza c'è tra un lavoro di fiction, ne parlavamo prima anche con Natalino, e un lavoro comunque cinematografico che poi arriva, diciamo, a partecipare ad un evento per l'Italia ma per il mondo importantissimo? Ma per un attore l'impegno non dovrebbe cambiare, anzi, sono reduce da una nottata, un cortometraggio dove il regista mi chiedeva ma perché così? L'impegno è sempre al massimo, qualunque cosa facciate, può essere una pubblicità, può essere la soap opera, può essere un passaggio per strada, bisogna metterci estremamente cura in quello che si sta facendo, perché poi le differenze si cominciano a vedere, nel senso che chi lo fa in un certo modo ha più chance, chi lo fa in un modo un po' così, un po' sommario, un po' si taglia le gambe da solo. Partecipare a un prodotto televisivo piuttosto che cinematografico, ovvio che ha insomma, dei cambiamenti ci sono, anche se poi adesso con il periodo che tira, insomma anche lì i tempi si sono accorciati notevolmente. E quindi ecco, quando si gira per la televisione solitamente si ha un po' questa necessità di fare presto, di dover portare a casa forse più materiale rispetto, quindi un minutaggio sicuramente maggiore rispetto a quando si sta girando un film. Però non è detto che per la televisione non si possano fare delle cose molto belle. Per esempio Il giovane Montalbano è un prodotto in cui, grazie alla volontà sia del regista che della produzione, sono stati tutti molto attenti ai dettagli, e quindi questo ovviamente richiede degli attori ancora più preparati a, insomma, entrare subito in sintonia, e infatti il lavoro prima delle riprese è stato molto lungo. I Cesaroni invece è una cosa, per esempio, dove l'improvvisazione è molto importante, perché magari da un giochino stupido può nascere la battuta che funziona e te la ritrovi poi in montaggio, quindi è un lavoro diverso. Allora lì un attore in grado anche di improvvisare può darti qualcosa in più, e i Cesaroni sono veramente è un prodotto che cioè all'interno di questa macchina che uno vede, insomma, ecco, se le immagina, in realtà girano tantissime persone oltre che tantissimi attori, quindi anche a livello organizzativo non è diverso da un film. Anzi, la produzione deve mettere su 2 unità, c'è chi gira di giorno, chi gira di notte, ci sono 3 registi che girano i Cesaroni, mentre per esempio Montalbano è un unico regista. Quando invece si lavora per il cinema, ovviamente si sta affrontando sicuramente un prodotto che finisce lì, quindi c'è una storia conclusa, non ti devi studiare 6 mesi di copione, quindi non sai a volte che cosa succede, hai delle cose che da attore rimangono un po' aperte, quindi non sai esattamente dove si andrà a finire. Invece quando leggi un film, quello è, e su quello ti devi concentrare, e sarebbe il caso anche di fare una cosa alla volta, ma spesso non è così. Ecco, questo è a volte un attore deve essere in grado anche di gestire bene il tempo con i suoi impegni, cioè magari passano dei mesi in cui si è meno impegnati e poi arrivano 2 o 3 progetti insieme, quindi bisogna essere in grado di gestire anche queste situazioni. Senti Beniamino, un'altra particolarità tua è che oltre ad essere attore tu sei anche un doppiatore.
E la particolarità di questo festival è che i 15 film internazionali in concorso non hanno la sottotitolatura, ma sono doppiati in oversound in sala. Vogliamo dire un attimo ai ragazzi la difficoltà che c'è quando voi andate al turno di doppiaggio? Innanzitutto io non nasco come doppiatore, mi chiamano per fare il doppiatore perché riesco evidentemente, insomma, questo è quello che mi dicono, ed è una cosa che mi fa molto felice, a catturare delle sfumature che a volte i doppiatori si lasciano un po' perdere. Questo perché ovviamente per essere doppiatori si deve partire sicuramente dalla base, che è quella di una dizione molto buona, di un controllo vocale, insomma tutte queste cose tecniche molto importanti, però a volte ci sono dei direttori di doppiaggio, e questo mi riferisco anche per esempio al film di Bekis che ho doppiato. L'esperienza con questo film è stata quella di trovare un attore che riuscisse a interpretare un indiano, cioè immaginate la questione, tu devi fare un indiano, come non arriverai mai a fare un indiano esattamente come parla l'indiano del Brasile, ma devi ricreartelo, e quindi un attore su questo può darti qualcosa in più perché magari ci gioca più di fantasia o insomma si avvicina un po' con l'intuito, ed è quello che io mi porto quando vado a fare poi doppiaggio. Io non parto mai da una base pulita o dal tecnicismo, no, parto dall'immagine che vuole raccontare questa immagine, e soprattutto questo avviene con le animazioni, quindi quando non c'è nulla, ma tu devi partire da un'idea. Questo personaggio come può parlare, che caratterizzazione gli vogliamo dare, dove vogliamo giocare, che c'ha l'S in un certo modo, cioè che cosa vogliamo raccontare. E quindi in questo sicuramente l'esperienza d'attore te la puoi portare e ti gioca a tuo favore. Quando entri dentro in realtà tu hai uno schermo e sei da solo. Questo è il brutto della sala di doppiaggio, perché sei da solo ed è una sensazione che magari sul set è difficile, perché c'è sempre solitamente o un altro attore o comunque intorno a te c'è tanta gente, quindi ti senti protetto. Nella sala di doppiaggio al buio ti senti solo e capisci che forse non ce la fai. Poi cominciano a scorrere le immagini e si va un po' a culo, cioè la prima la fai, se ti dice bene dici ammazza quanto so forte, allora dici forse questa mo mi richiama, invece no, solitamente dice no, la dobbiamo rifare, e quindi piano piano si arriva a capire esattamente che cosa si vuol dare a quel personaggio. Una volta capito non te lo devi scordare, perché poi ovviamente non è che un film lo doppi in un'ora, lo si doppia magari in 2 settimane, 3 settimane, quindi bisogna essere concentrati e dire questo è, questo manteniamo, quindi tutti i turni di doppiaggio poi deve essere questo. Personalmente io quando entro in sala di doppiaggio ho più paura di quando inizio magari il primo Chuck sul set. Questa è una cosa che ancora non riesco a spiegarmi, però succede così. Senti Francesco, invece senza svelare troppo sul tuo film, perché alcune persone in sala possono non averlo visto e lo vedranno questa sera, vogliamo raccontare un po' come nasce l'idea e come hai trovato questi personaggi e l'hai caratterizzati? Allora, questo film che passerà questa sera alle 9, ricordiamolo, ditelo in giro, è un film, non so bene mai come nasce, perché nasce da tante cose diverse. Ho visto una mostra a Parigi, e oramai più di 5 anni fa, in cui c'era una fotografa americana che fotografava delle coppie di suoi giovani amici in situazioni di quotidianità, di intimità, con grande libertà, come noi tutti viviamo nella nostra casa, e lei portava queste fotografie bellissime, molto naturali, molto vere, molto vive. E lì ho capito che volevo raccontare la coppia, volevo raccontare una coppia moderna, una coppia di coetanei, una coppia di ragazzi, insomma, come un po' sono ancora io e come sono i ragazzi, insomma, volevo raccontare una coppia da dentro, volevo creare un perimetro attorno a questa coppia
e fondamentalmente osservarne la fenomenologia, no? Certo, poi tu dici c'è un copione scritto, quindi le cose... No, invece no, io ho cercato di improvvisare tutte le scene, insomma, di fare in modo che loro esprimessero la loro verità, la loro vitalità, la loro passione, no? il loro amore, attraverso i loro corpi con totale libertà. Volevo che la macchina da presa rimanesse fuori da questo perimetro che attorno a loro ho tracciato. E poi da dove nasce? Nasce da una serie di interviste. Come nasce un film da un punto di vista tecnico? Uno ha una sensazione, hai un'idea e poi con lo sceneggiatore, come insegnava Zavattini, che è stato un grande sceneggiatore della nostra storia del cinema, che ha sceneggiato i film di De Sica, e come insegnava Zavattini bisogna mettere in rapporto la tua idea astratta, la tua voglia di raccontare, come nel mio caso la coppia, con la vita vera, con quello che succede per la strada, no? E quindi io e il mio sceneggiatore siamo partiti, abbiamo fatto una serie di interviste a dei ragazzi che avevano vissuto l'esperienza del G8 di Genova del 2001 e che lì si erano innamorati, insomma, in mezzo agli scontri, alla violenza, alla repressione, all'energia civile. Abbiamo cercato degli spunti sentimentali, degli spunti d'amore, insomma. Abbiamo fatto una lunga ricerca, tantissime interviste e poi abbiamo scritto il film. Senti Francesco, e vogliamo un attimino non raccontare proprio tutto di questo film, diciamo quello che possiamo dire senza svelare troppo poi il finale, se ti va? Sì. Allora, Cosimo e Nicole sono due viaggiatori, mi metti in grossa difficoltà. Finisce qua, Cosimo e Nicole sono due viaggiatori, punto. Sono due viaggiatori, è vero. Il film è questo, cioè non è che... sono due viaggiatori, diciamo che sono come cioè quando uno fa un film proietta i sogni che avrebbe voluto per se stesso, no? Cioè cerca di scrivere quello che chi vorresti essere stato nella vita? Scamarcio, per esempio. No, insomma, sono due viaggiatori che hanno una cosa molto specifica, sono molto innamorati, cioè sono due che vivono, che hanno cancellato tutta la vita sociale, non riconoscono lo Stato, non riconoscono la politica, si sono un po' piegati sul loro privato, cioè vivono l'uno per l'altra e vivono in una sorta di simbiosi quasi, in un rapporto simbiotico. E poi a un certo punto succede una cosa molto grave, un uomo rischia di morire a causa loro, perché insomma loro hanno fatto una cosa brutta, diciamo, e questo evento, questa sensazione anche di colpa li divide, crea una frattura tra di loro, li mette in crisi e loro insomma per riscattare la loro relazione, il loro amore, riscattare anche se stessi, devono mettere in salvo un'altra persona. Quindi insomma è una storia d'amore e d'avventura moderna, contemporanea. Allora ragazzi, vediamo se ci sono domande da parte loro e... No, le facciamo noi a loro. Ok. Uno per uno. Venite qua. C'è qualche domanda ragazzi? A lui. A Beniamino. Tieni fuori. Quando è che c'è la prossima serie? La prossima serie è in fase di scrittura, quindi ovviamente scrivere 30 episodi non è facile.
Tempi non ce n'è andati, quindi so che stanno scrivendo, quindi vuol dire che ci sarà una nuova serie. Prego. Aspetta, dove sei? Ah, ecco, ciao. A me piacerebbe fare un film come attore comunque. Possiamo invertire i ruoli. Tra l'altro è una delle cose che si fa spesso, no, spesso non è vero, che almeno noi abbiamo fatto come esercitazione al centro, che era quella di invertire i ruoli. Perché invertire i ruoli? Perché quando tu fai solo l'attore non capisci le difficoltà che c'ha il regista nel dirigerti, e stessa cosa posso dire, spesso succede che i registi non sanno esattamente come parlare agli attori. Non ci capiscono niente, Ma almeno niente. fino a 30 anni non ci capisci proprio niente. Perché quando un regista ti dice sta scena me la devi fare come una mucca svizzera, capisci che non stiamo viaggiando sulla stessa onda. Oppure utilizzano forme tipo fammela più blu, fammela più gialla. No, è difficile così comprendersi. Allora è bello invertire il gioco e capire le difficoltà che si hanno dall'altra parte. Comunque, qual era la domanda? Se io volessi fare un film da regista, a me piacerebbe, nei sogni c'è questa cosa che un domani io scrivo il mio film, però sono una persona che fa le cose piano piano e soprattutto un passo alla volta, quindi adesso sicuramente no, perché non credo di avere i mezzi per farlo, e soprattutto c'è gente che ha studiato per questo e lo sa fare bene, quindi è inutile che io faccia una cosa che non saprei da dove iniziare. Soprattutto per fare un film non si deve mai essere da soli, quindi tu puoi avere anche l'idea di voler fare un film, ma poi ti devi circondare di tante persone, di tanti collaboratori che con te condividano quell'idea, se no ti ritrovi da solo, e quindi bisogna costruirselo poi questo percorso da regista. E poi è molto impegnato in questo periodo, c'ha un sacco da fare, quindi sì. Faccio i mercatini la domenica, vado a correre sul lungolago. Scusate, Dove siete? Oh, qua sei fantasmi. qua in basso qua. Eccoti. Una domanda a entrambi. Cos'è che ha spinto te a fare l'attore? No, la mia risposta è no. Cos'è che ha spinto te a fare l'attore e te a fare il regista? E avete avuto comunque un sostegno da parte, che ne so, della vostra famiglia, dei vostri amici, che vi hanno incoraggiato a fare questo mestiere? Io non sento mia mamma da 8 anni. Non accetta... No, non è vero, ragazzi, non è vero. Agnoccoloni! È calato un... No, certo, quando gli ho detto mamma io lascio l'università per andare, perché mi hanno preso al centro sperimentale, non è che l'ha presa proprio bene, perché ovviamente è un mestiere un po' così, un po' complicato, un po' difficile, soprattutto è un mestiere che non tutti conoscono, cioè mia mamma non sapeva nemmeno che cosa fosse fare l'attore, quindi diceva mo che vai a fare, stai a giocare. No, non è giocare, ecco, io ho voluto farlo invece studiando. E i miei sì, all'inizio insomma per una settimana hanno detto no, ma guarda che stai sbagliando, non farlo, non lasciare l'università, poi mi hanno lasciato insomma prendere finalmente questa decisione, adesso sono contenti più di me, penso. E invece io non ricordo perché ho cominciato a fare il regista, sinceramente non mi ricordo. So che mi piaceva molto la fotografia, mi piaceva fare le fotografie e anche adesso mi piace, e poi è venuto un po' da sé, non lo so, cioè non lo so, credo che fosse il mio destino, che ci sarei capitato, ecco, non ti so dire il perché, però fondamentalmente perché mi piace. E i miei genitori mi hanno appoggiato, ma ancora adesso mi appoggiano, non è che no, ancora, cioè, no, forse perché lei ha paura che tu che puoi fare? Non lo sai, ok.
Però lo puoi fare, insomma, se ti non succede niente, vai a casa e dici io voglio fare la regia, ti butta fuori casa per 2 o 3 mesi, poi rientri, Come diceva Lina Wertmüller, basta avere una pizzeria con cui poter mantenere gli studi e vai. Che poi quando studi è difficile, Però immagino che tra di voi c'è qualcuno che voglia avvicinarsi al cinema o no? Chi? Lei? Dagli un po' il microfono, dove stai? So che qualcuna da Roma mi hanno detto che vuole fare l'attrice. Se si fa viva, si palesa. È lì, è lì. Salve. Sembra una puntata di Uomini e Donne. Salve. Avete domande, ragazzi? No, lei solo salutare voleva. Ah, ok. È venuta qua a salutare e mo se ne va a casa. A Roma. A Roma. Comodo. Sì, però per Francesco. Allora, so che hai partecipato al Festival di Cannes. Cosa ti prova a partecipare a un festival così importante a livello internazionale? Ma ho partecipato al Festival di Cannes con un cortometraggio, ma 10 anni fa, e quindi quello che si prova a 20 anni, 22 anni non è quello che si prova a 32, quando partecipi a un festival con un corto non è come partecipare a un festival con un film lungometraggio, insomma. Certo, Cannes è un sogno, Cannes è bellissimo, è bellissimo. Io ho un ricordo meraviglioso di quell'evento, si chiamava la Semaine de la Critique, la mia sezione, è un sogno, cioè proprio è meraviglioso. Poi Cannes è il festival più bello del mondo. Ricordo insomma tanti incontri. In quell'anno a Cannes c'era il film L'imbalsamatore di Matteo Garrone, che è un film fantastico, e io insomma mi ero fidanzato con la protagonista. Ci siamo, cioè, è bello, ma i festival sono belli, sono proprio un'occasione di incontri, cioè sono un momento, insomma, è come andare in gita. Io mi ricordo la gita di quarta liceo, per me sono stati i giorni più belli della mia vita. Andare a un festival più o meno è la stessa cosa, ecco. Ci sono altre domande, ragazzi? Aspetta, a Credi mi sono fermato. Credi? Credi che il cinema dovrebbe fare di più per noi giovani? Sono d'accordo, che ti devo dire? Cioè, gli spazi secondo me ci sono, anzi paradossalmente forse ci sono più spazi per i giovani che per chi è più in là con l'età, perché magari ci sono i produttori che vogliono investire su storie per i giovani, perché comunque i giovani sono i maggiori fruitori di prodotti audiovisivi. Quindi non è vero che per i giovani non ci sono spazi, c'è tanta concorrenza, questo sì, ma gli spazi, per quanto pochi a livello di chance, nella proporzione ci sono anche per i giovani, quindi uno non si deve deprimere, cioè non deve entrare nell'ottica del dire sono giovane quindi ho la difficoltà, no, anzi in questo caso secondo me io ci vedo anche un vantaggio, perché sono tanti ruoli per i giovani. Ma tu intendevi come spettatore o come possibile attore?
Ah, come possibile attore. Scusami. Sì, volevo fare una domanda a Francesco. Francesco, prima tu hai parlato di quello che è il regista, quello che è la figura del narratore, quello che segue una sensazione e poi la mette in pratica. Ma secondo te, quindi, cos'è che distingue un bravo regista da un regista pessimo? Cioè, qual è l'elemento, secondo te, parere? Insomma, se ti dovessi dare una risposta in una frase, è quello che ti ho detto prima, insomma, la capacità di raccontare. Ho conosciuto dei registi molto bravi che visivamente non erano particolarmente abili o che hanno imparato la tecnica fotografica. La propria idea, la propria sensazione. Sì. Allora, un film non è un libro. Un libro è una cosa un po' diversa. Tu vuoi scrivere un libro, puoi scrivere di 100 pagine, di 200, di 50, puoi scrivere Mi illumino d'immenso, puoi scrivere Tolkien, insomma puoi scrivere tante cose diverse. Un film è una cosa molto precisa, è un testo che sulla carta ha tra le 90 e le 110 pagine, al cinema dura tra i 90 e i 100 minuti. Devi tenere un libro, tu te lo puoi leggere in un anno, un film te lo devi vedere in quelle 2 ore, quindi la tensione deve essere sempre molto alta. Ci sono delle tecniche narrative di racconto che bisogna possedere e senza quelle non si può fare il regista. Quello credo che sia la cosa più importante, cioè imparare a raccontare quello che ti dicevo prima, più che visivamente, con i vari, perché il cinema è bello farlo, appunto, il libro tu prendi il computer, te lo scrivi tutto e poi lo vendi. Il cinema devi scrivere su carta, poi scrivere con la macchina da presa, poi scrivere col computer, con la moviola, no? Il montaggio, sono riscritture continue, sono una sovrapposizione di testi, ma sono sempre testi. Saper manipolare i testi è l'aspetto fondante della regia. Quindi dici anche saper padroneggiare bene le tecniche. Tecniche, sì, ti dico, si può andare sul set senza conoscere le tecniche fotografiche, avendo una scarsa attenzione all'aspetto visivo. Non si può andare sul set senza conoscere le tecniche del racconto, della narrazione. In realtà il regista che cosa fa per tutto il tempo sul set? 2 cose. Cerca di creare una relazione con l'attore, per cui l'attore poi restituisce quello che il regista desidera e pensa al montaggio del film. Cioè fa queste 2 cose sempre, parla con l'attore e pensa a come montare la scena. Cioè fondamentalmente fa queste 2 cose. Come vedi, l'aspetto visivo, infatti c'è il direttore di fotografia che si occupa fondamentalmente di quello, no? Infatti ci sono dei film, quando quando esci dalla sala e ti avvicina qualcuno e ti dice che bella fotografia, ti puzza un po', cioè bene, cioè, chi se ne frega della fotografia, capito? Per cui è quello l'aspetto più importante. Da un punto di vista relazionale, umano, il regista è uno che deve riuscire a parlare con 200 persone diverse l'uno dall'altro. 200 persone diverse, vado di stereotipi: l'attore egocentrico, il produttore squalo, l'elettricista romanaccio, il costumista omosessuale, cioè ci sono sono tutti diversi, sono tutti diversi.
il direttore della fotografia che si vuole far chiamare maestro in realtà è un pirla, cioè tutti questi qua, con tutti questi qua tu ti devi relazionare in maniera un po' diversa, cioè devi restare te stesso, però devi essere in grado di parlare a tutti, di spiegarti con tutti, di capire tutti, di non mandare nessuno a quel paese, non è facile, eh. A volte anche contemporaneamente queste cose. Spesso contemporaneamente. No, io lo dico, cioè non è stato difficile perché deve essere difficile, anzi, quando lavori con dei professionisti paradossalmente forse dovrebbe essere più semplice perché sono abituati a lavorare con altri attori. Allora magari può essere più difficile quando sei di fronte a una persona magari totalmente inesperta, allora devi cercare di entrare maggiormente in relazione. Invece se sei di fronte ad attori generosi che si prestano a fare, perché fondamentalmente gli piace da morire questo mestiere, perché è un mestiere in cui poi, ancora non abbiamo detto, però ci si diverte un mondo poi a farlo, sarà stressante, sarà di grossa responsabilità, però è molto divertente. Quindi fino a che un attore si diverte è propenso ad accettare all'interno del proprio gruppo altri attori, a meno che non ci siano dei fattori personali, perché insomma non ci si sta simpatici o perché è successo qualcosa in quel giorno, però solitamente io mi sono sempre trovato bene con gli altri. Forse anche perché, appunto, come dicevamo, ci si è costruiti un background, quindi quando arrivi sul set sai come comportarti, è anche importante avere quella percezione di chi hai di fronte, perché magari c'è l'attore che quel giorno gli girano, oppure quel giorno ti deve raccontare per tutto il giorno le barzellette. Che fai? Te senti le barzellette se non lo vuoi mandare a quel paese. Quindi bisogna capire proprio come relazionarsi alle altre persone, ma questo succede poi nella vita di tutti i giorni, quindi non è poi così difficile, non è così diverso. Certo, a volte ci sono delle incomprensioni, a volte succede che magari una scena tu te la sei immaginata in un modo, c'è un attore che invece se l'ha immaginato in un altro modo e quindi bisogna trovare una risoluzione, perché poi la scena la devi girare e a volte si trovano in 2 minuti, a volte in 5, a volte si sta mezz'ora a parlare, no, c'ho ragione io, c'ho ragione tu, però insomma io sono una persona abbastanza educata, riesco ad andare d'accordo un po' con tutti, quindi non mi sono trovato male. Allora, il nostro spazio è finito E inondiamo l'altro. Allora, scavalliamo. Facciamo una cosa. Fai uno spottino per far venire stasera le persone a vedere il film di Francesco. Uno spottino tipo radiofonico. Questa sera al cinema, no, Prova, siamo dai, al teatro. quello che ti viene. Cioè, in che senso? Allora, questa sera dove siamo? Invoglia Allora, le persone a venire stasera. ma come lo farei io? Come lo faresti tu? Ma come lo farei io è questo, cioè voi adesso uscite, tanto che c'hanno da fare altre cose? Niente. Niente. Allora, come lo farei io sarebbe invitare uno per uno ad andare a casa, prendere mamma, papà, la zia, la nonna, perché è questo il bello dei festival, cioè portare non sempre solo gli addetti ai lavori, ma portare anche le persone che magari vengono qui stasera a vedersi un film tanto per la gioia di stare insieme e venire qua a vederselo perché c'è questa manifestazione organizzata qui e adesso, cioè non è che poi te lo puoi vedere pure domani, e quindi perché perdere l'occasione? Cioè questo è il concetto del festival.